Buonasera a tutti ragazzi, nel corso delle prossime ore venti freddi di Bora contrasteranno con il nostro caldo umido, fornendo quindi sviluppo di forti temporali che si abbatteranno dapprima sul Veneto ed Emilia-Romagna per Piemonte. Questa fase temporalesca proseguirà per tutto il corso del pomeriggio e della sera, quindi diciamo raggiungerà anche le aree adriatiche del centro, Toscana, Umbria e Lazio. Quindi attenzione alla possibilità di forti temporali, ragazzi, e grandinate anche forse a Roma. Successivamente forte attenzione dovrà essere prestata anche nel Basso Piemonte, nell'Emilia Romagna e nel Veneto e ancora su tutta l'area adriatica, le zone interne del centro. Diciamo che nel corso della notte si potrebbe avere anche un coinvolgimento anche del Molise e della Puglia lato garganico, quindi lato garganica. In seguito dai miglioramenti nel corso della mattinata, ciao Nicolas, di domani, sulla base delle previsioni il Dipartimento ha emesso un'allerta gialla per rischio temporali, quindi Veneto, Emilia Romagna e Marche in effetti sarebbero quelle là a rischio temporale, quindi allerta gialla per Veneto, Emilia Romagna e Marche. Poi nel resto delle altre regioni il tempo sarà nuvoloso, soleggiato in effetti. Quindi qua a sud ragazzi neanche stavolta farà nulla. Va bene ragazzi, vi auguro buon proseguimento di serata, ci sentiamo dopo con qualche altro argomento. Questo era solo per dire un attimo il meteo, poi ci sentiremo più dopo con qualche altro video di qualche altro mistero oppure qualcosa di più che possiamo parlare tutti quanti insieme. Quindi ci sentiamo dopo ragazzi, ciao.